nemmeno il tempo di spogliare. Se disturbo posso tornare in un altro momento, Don Nassio. Cristina, che bella sorpresa. Quando parli con disturbo? Come sta? Come vuole Dio l'Onnipotente, Don Nassio. E lei come sta? Sempre a combattere, donna Cristina mia, presso al gregge che mi è toccato in sorte di accudire. Come dice quel santuomo di Monsignore, noi siamo come dei pastori. E che novità di Monsignore? Le manda i suoi migliori saluti e la benedizione per ogni bene. E la donazione che intendo fare di metà del mio patrimonio l'accetto o no? Oh, Cristina, la Chiesa è povera e le offerte della gente devota e generosa come lei, ha detto Monsignore, sono lo strumento ideale per aiutare chi ha bisogno. Ed è d'accordo per accettarmi al convento delle suore? Monsignore ha detto che Dio chiama chi vuole, quando vuole, allora che solo Lui sa. E allora mi ha accettata! Un momento, voi avete una figlia ancora nubile da sistemare. A tal proposito, Don Nassio, se mi riesce una certa trassa... E che trassa, Don Nassio? No, niente di cui preoccuparsi, Don Nassio, anzi, potrei confidarmi un segreto. Se non si confida con me, confiate di Come se fossimo in confessionale? molto comune. Allora, sto brigando affinché mia figlia Ines si sposi con Federico Alientu, il nipote di Don Vicente Trudu. Se Dio vuole... La volontà di Dio, a volte, ha bisogno di una spinticina in terra affinché questa si avveri. In che senso, Don Nassio? Proprio oggi, Don Vicente mi ha fatto avvisare che sarebbe venuto a parlarmi di una cosa privata e urgente. Adesso sto cominciando a capire di cosa si tratta, o no? Cioè lei sta dicendo che Don Vicente debba venire qui da lei a parlare della stessa cosa di cui le stavo parlando io poco prima? Ma di che altro, signore? Mi sa che l'ultima volta che ho messo piede in chiesa è stato per la morte della sorella, la madre di suo nipote Federico. E si è perfino dimenticato di tornare per farmi un'offerta al Duco per i funerali. Questa volta, i soldi delle nozze, e mi faccio dare il film e non faccio come il suo solito a Sascarescia. No, allora Don Nassio, per quello non si deve assolutamente preoccupare. Se si celebrerà il matrimonio tra mia figlia Ines e Federico, penserò io a tutto, a ogni cosa, davvero. E la metà di ciò che mi ha lasciato il mio povero marito andrà alla chiesa, come avevo promesso al vescovo, mentre l'altra metà andrà in dote a Ines. Si è sempre fatta la volontà del Signore Potente. Sì, davvero. Grazie, Don Nassio. Adesso! Allora ci vediamo domenica. Don Nassio! Grazie. Dove senti Bruno? Prego. Si accomodi, Don Vicente. Piacere di rivederla nella casa di Dio, finalmente. Don Nassio, io non sono come il mio apo, Appello Drudu. Non so se ne ha mai sentito nominare. Appelli, come Giuseppe. Giuseppe Dulu. Sì, signore, è proprio lui. La conosci. Lui amava raccontare che in chiesa ce l'avevano portato di peso per il battesimo e ce l'avrebbero riportato di peso un'altra volta soltanto. E così è stato, Don Nassio, sa. Ma parliamo di noi che in chiesa ci entriamo volentieri e rispettiamo preti e monsignori. D'altronde, al tempo di nonno Pedro, c'era ancora Roma da espugnare, lo sa, e la breccia di Porta Pia non l'avevano ancora fatta. Per quanto riguarda il rispetto dei monsignori, niente da dire. Ma per quanto riguarda il rispetto dei preti, l'ultima volta che ci siamo visti, per il funerale di vostra sorella, mi pare di rammentare nel 1900 e... A proposito, è quella donna Cristina è da noi. Ma lo sa che mentre stavo entrando mi era sembrato di sentire la sua voce. Adesso su esami. Qui viene tanta gente ogni giorno dell'anno, ma signoria piuttosto. Come le ho detto prima, noi, il trucco, sappiamo scegliere il momento per entrare in chiesa. Con le gambe nostre e ben puntate davanti.
E quando sarebbe questo momento per voi? Lo stesso momento di Donna Cristina, la vedova di cui vi parlavo prima. E cioè sarebbe? Donnarsi. Io glielo dico, però, chi c'è qua dentro? Chi c'è qua dentro? Mostrate il vostro brutto muso. Fatemi vedere, chi c'è? Donna, ma cosa capite? Ma stavo chiedendo se c'è qualcuno in sacrestia o lì dintorni. Chi ci dovrebbe essere? E che ne so che Io lo signore, quattro orecchie in due. Posso parlarle come se fossimo dentro il confessionale? Balla, Bella. bella balla. Adesso che si ricorda che le fa comodo, si ricorda che esiste il confessionale. Uno dove la tomba? Dove sente? A volte quella Donna Cristina non si è avvenuta per questioni di matrimonio. La famiglia di Signoria con quella di Donna Cristina uniti davanti a Dio. Certo, è per E sempre. allora sotto dove sei? Lavoro negli sposi, figli maschi. Ascolta, ma allora Donna Cristina ha accettato. E ci mancherebbe altro, due famiglie come le vostre, tra le più ricche e facoltose di San Luigi. Cioè, voglio dire, uniti e moltiplicati, l'unione fa la forza, queste nozze sono benedette da Dio, ve lo garantisco io. E vi dica, allora le ha accettato anche alla dote. Sì. Quando si dice nascere sotto la buona stella, 100 starelli di terra, più 10.000 fiorini d'oro, più la casa di Donna Cristina mobiliata di tutto punto per gli sposi. Che ve ne pare, dove sei? Ma lei ha capito male. Ha capito male. Il defunto Cirumeda gliene ha lasciato 200 di starelli a Donna Cristina e vuole che io non lo sappia. Li misuro tutti i giorni quando si passa con le ossa, a piedi, a cavallo. E poi tutti i soldi che avrà cavato in banco sono una botta di almeno 20.000 scudi d'oro, senza contare la casa ammobiliata di tutto punto. Oh! Lasciate perdere per adesso, tutto questo lo si vedrà al momento di celebrare le nozze. Ci sono cose che io adesso non posso dirvi, non posso svelare. Mi sono spiegato? No, non ha spiegato niente di utile. Questa cosa la dobbiamo definire adesso e in questo momento. Altro. Per il momento posso soltanto dirvi che Donna Cristina è una donna a postissimo e ha organizzato ogni cosa. E voi state tranquillo che tutto volgerà per il meglio. Tranquillo per niente. Visto che stiamo parlando di matrimonio, vabbè, non ci avete pensato a sistemarvi per la vecchiata, questo è ancora un uomo forte, un virgulto. Ma è superstizioso, Sì. si tocca dovere. Non ci pensate a sistemarvi per la vecchiata con una brava ragazza, donna di casa, o state aspettando la principessa in casa? Che cosa sta ragionando questo prete ubriaco? Ma con quante femmine mi vorrebbe vedere sposato? A meno che non ci sia sotto qualche manovra di Fogaroi, un diavolo alleato con un prete, Fogarinato. Adesso faccio finta di niente. Al momento opportuno saprò fare il contiglio. Allora, Donasio, cos'è questa storia della principessa in carrozza? Ma sono questioni di chiesa o di giaminera? Chissà cosa mi ricorda. Quelle storielle che ci raccontavano da bambino dei giri di Cenerentola, la mia. No, dove sei? Non si tratta di Cenerentola, nemmeno di Biancaneve. Di Cappuccetto Rosso allora. Nemmeno. Questi sono racconti seri. L'uomo è stato creato da Dio per la donna e la donna per l'uomo. E il matrimonio è la via da seguire. Se il Signore non ci chiama a pescare nel mare dei peccatori, come è toccato a me in sorte, sono spiegato. E quindi ce l'avete presente, Dorina, mia sorella? Chi? La Perpetua. Proprio lei. Antipatica come una cambiale protestante. Secca, non c'è posto manco per pignorare. E dunque, Una Perpetua.
ha chiamato a stare con noi una cugina, che prima viveva col babbo, dopo che la madre era ormai trapassata da tempo immemore. Ma la mamma di lei, del babbo o di Dorina? La mamma di Doriana, la nostra cugina. La mamma di Dorina invece non era morta. Ma certo che defunse la nostra cara mamma. Ma siccome lei ha detto prima che viveva col babbo, il babbo, Ma il babbo di Torino o il babbo di Torino? Donasio, venga dunque, facciamola breve. Questa Doriana, che è cugina di mia sorella, è cugina anche a me, è vero? È vero, sì. E quindi, essendo cugina di Dorina, è gioco forse anche mia cugina. Le conviene? Venga dunque, Questa cugina è una brava ragazza, è un'ottima padrona di casa, è ancora come l'ha fatta la sua mamma. Lo spiega? l'ha fatta col babbo. Certo che l'ha fatta col babbo, tutti l'avrebbero dovuta per creare una femmina santa come zia Mariuccia, su gelosia. Ma ascolti, alla fine me lo vuole spiegare cosa c'entrano i suoi ascendenti col matrimonio di cui le stavo parlando prima? Ah! Dove sei? Allora, glielo dico, come dicono a Roma, voi siete proprio dei gocci. Visto che stiamo organizzando un matrimonio, e come lei mi insegna, un matrimonio alquanto costoso, ho ben pensato, per il vostro stesso interesse, per risparmiare sulla cerimonia, il servizio floreale, il canto e tutto il disturbo, di celebrare due matrimoni insieme. Così prenderemo due piccioni con una fava, come dice il proverbio. Due piccioni con una fava. Donasio, io mi sono perso nella sua racconto, ma ascolti, io chi sarei? Il piccione o la fava? Tanto piccione, chi sarei? I piccioni non c'entrano niente. E quando un cacciatore provetto con una pallottola butta giù due perrini, non avete mai sentito parlare? Se è per quello, mio padre una volta, con una scarica di palini, mi ha buttato giù un intero stormo di pernici. Allora la caccia è aperta tutto l'anno. Non lo sa che la caccia adesso apre solo per 2 settimane a ottobre e poi... La caccia alle pernici sarà pure chiusa, ma la caccia degli uomini e alle donne è aperta tutto l'anno. Finalmente torniamo a bomba. E dunque, facciamo questi due matrimoni e non se ne parla più. E qui sono felici e contenti, come disse qualcuno. Fisselli, felici, contenti. Io sono Fisselli. Felice deve essere Felicetto Mesubari. Questa attenti io non ne ho mai sentito parlare. Ascolti, Donasio, io posso fare il cacciatore. A Felicetto Mesubara gli facciamo fare il piccione, la fava sicuramente e quello di tempo. Mi fa piacere che la prenda in questo modo divertente. Fortunata la cugina Doriana, ha dovuto aspettare, però, Mi ero dimenticato della cugina Doriana. Cosa ne dice se le facciamo fare la pernice? Così rimane il piccione e l'altra pernice. Allora giochiamo, non ha capito, allora giochiamo a carte scoperte. Doriana è quella prescelta a maritarsi con voi. Ma lei è pazzo! Lei è pazzo! E donna Cristina allora? Ma come c'entra donna Cristina adesso? Quella è tutta un'altra storia. Se tutto va bene, donna Cristina se ne andrà in convento dal vescovo di Terrano. E con 100 sterline di terra e 10.000 fiorini d'oro in contanti. Penso di non stare tanto tempo. O signori che si vogliono sposare ricche e vedo. Preti ubriaconi che danno da mangiare il brodino di favellesse e il brodino di piccioni e il brodino di pernici ai matrimoni. Vabbè che il mondo ormai è tutto gambe all'aria, però questo mi sembra troppo, Io mi sa che me ne vado a casa a riposare. Donasio,
non mi sento tanto bene. C'è la testa che mi gira, sembra che ci sia dentro una trottola ubriaca. E ancora, non ho bevuto, capito? Per quella storia. Quella storia ne parliamo domenica alla festa. Adesso me ne vado a casa. Si riposi bene. La notte porta consiglio, dove sei? Doriana, presto, corretto. Eccoci da Silvio, eccoci. Dorina, comincia a pensare come vestire tua cugina. Domenica ci sarà il grande incontro. Cosa succederà? Domenica? Sarà il grande incontro a casa, dove sei? Allora c'è, fatta farmi invitare da Silvio. Farlo invitare. L'ho quasi convinto a sposarsi con nostra cugina, quello scappolone impenitente. Siediti, cugina mia, Santa Maria ti ha fatto una grazia, ma avresti dovuto prepararlo però. Ma cosa hai detto? Come hai fatto a farlo così? Ah, Cioè, dai, è andato a riposare. Era emozionato anche lui. Sai, non è mica tutti i giorni che ci si sposa. vede che si tratta di un uomo sensibile sotto quell'apparenza cigna e solitaria. E poi Doriana è più ricco di San Luri. Ma senti un po', Cassino, tu hai detto che tu pensi, è quasi convinto, ma la parola te l'ha data sì o no? Non è che poi si ritrae, torna indietro rispetto all'impegno di matrimonio, non si può mica illudere una brava ragazza in età di Non mettiamoci quelle strane per la testa, tutto nelle mani di Dio. Adesso andate, sbrighiamoci perché domenica non è così lontano, Vieni, su.